Che i soldi non fanno la felicità è cosa nota e a testimoniarlo stavolta ci pensano gli anziani. Ottimisti, socievoli e fisicamente in forma. Così appaiono gli anziani del Veneto intervistati a campione per un'indagine realizzata dall'Adiconsum. Addirittura i più sereni e i meno ansiosi sono gli ultrasettantenni e in generale 80 su 100 si dichiarano soddisfatti della propria vita. Sanno cogliere gli aspetti della vita loro, quella della terza età, inventandosi, reinventandosi la loro esistenza. In particolare c'è una forte partecipazione alle attività di volontariato, all'impegno verso i nipoti, verso la famiglia, dai quali questi impegni ricavano, come dire, un motivo di vita. Certo, le preoccupazioni ci sono, ma quelle economiche non sono al primo posto. Hanno preoccupazione per i figli che non trovano lavoro, hanno preoccupazione per la loro salute e hanno preoccupazione per come dire, la loro sicurezza fisica. Dal punto di vista economico hanno sì qualche difficoltà, ma sanno stringere i denti. Il 72% del campione infatti si dichiara soddisfatto della propria condizione economica, anche se in realtà tra i pensionati ci sono grossissime differenze. C'è una buona parte di pensionati che vive discretamente, che è inserita, che lavora ancora e compagnia bella. Però abbiamo una grossa fetta, soprattutto là dove abbiamo pensioni al di sotto dei 600 euro e siamo qui nel Veneto grosso modo attorno al 47-48%. E quando questo si coniuga con la non autosufficienza è chiaro che qui abbiamo le famiglie che sono disastrate. Oltre ai 200.000 anziani non autosufficienti che vivono quindi in condizioni di grave disagio, c'è poi un 46% di pensionati che percepisce meno di 600 euro al mese, soldi che finiscono quasi tutti in spese alimentari e medicine. Non semplice dunque per queste persone mantenere anche una vita sociale, fermarsi al bar, fare un viaggio, concedersi qualcosa di più dello stretto necessario. Magari l'ottimismo ce l'avrebbero, ma sulla soglia della povertà non è facile tirarlo fuori. Gli anziani ottimisti sono quelli che hanno le pensioni al di sopra dei 1.500 euro. Insomma, è vero, i soldi non fanno la felicità, però non ditelo a chi vive con meno di 600 euro al mese.